Dalla Regione un sostegno concreto all'inserimento lavorativo delle donne. L'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, diretto dall'assessore Nuccia Albano, ha valutato positivamente le istanze presentate da 61 imprese siciliane per un finanziamento di oltre 9 milioni di euro nell'ambito dell'avviso 31 Lavoro e Impresa Artigiana Donne, misura del programma operativo del Fondo Sociale Europeo. I primi 21 decreti di impegno sono stati già adottati e per gli altri in corso di validazione della progettazione esecutiva propedeutica all'emissione delle somme. Si tratta di percorsi per l'inserimento lavorativo e l'avvio di imprese di donne disoccupate o inoccupate, residenti e domiciliate sul territorio siciliano da almeno 6 mesi al momento della candidatura, con un'età compresa tra i 16 anni e i 56 anni compiuti, che hanno assolto agli obblighi di istruzione e formazione. Sono destinatari della misura anche le donne che hanno subito violenza ai sensi della legge del 15 ottobre 2013 119 e le donne extracomunitarie, purché in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo con asilo o protezione di tipo sussidiaria sul suolo italiano da almeno 2 anni. Confermiamo l'impegno del governo regionale a sostenere l'occupazione femminile e ridurre le disparità di genere attraverso gli strumenti di autoimprenditorialità e delle valorizzazioni di un patrimonio prezioso come l'artigianato, afferma il presidente della regione siciliana Renato Schifani, ritenendo particolarmente importante inoltre offrire nuove opportunità alle fasce deboli e alle donne che vivono in condizioni di disagio sociale e familiari. La Regione vuole contribuire così a sostenere le donne che intendono avvicinarsi al mondo del lavoro attraverso l'acquisizione di competenze di base, per avviare nuove imprese nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale. Questo quanto dichiarato dall'assessore al lavoro Nuccia Albano. Viene inoltre data la possibilità per l'assessore di rivitalizzare mestieri e tradizioni artigiani a rischio di estinzione, valorizzando le professionalità. Le 3 azioni previste sono l'orientamento del percorso formativo, la formazione sul lavoro attraverso attività di tirocinio in impresa artigiana e l'accompagnamento alla creazione di impresa. Le prime 2 rappresentano la base per imparare un mestiere, quello dell'artigiano, che si acquisisce solo attraverso un percorso formativo basato sull'apprendimento pratico in un rapporto diretto maestro-artigiano. Infine, attraverso l'avvio di nuove imprese artigiane si valorizza l'identità siciliana.